In diretta dal Media Center di Energy and Life, Energy On Air, siamo qui insieme a Gabriele che fa parte del team dei 4 ragazzi di Mimprendo che hanno implementato un nuovo progetto di energia digitale dal nome Isidora. Gabriele, ci vuoi spiegare un po' di che cosa si tratta? Allora, il progetto Mi Imprendo Italia è un progetto nell'ambito di un concorso nazionale che coinvolge 24 progetti innovativi in tutta Italia. In particolare il nostro progetto si chiama Energia Digitale. Qual è la mission e il valore del nostro progetto? È triplice. Si propone di semplificare il pagamento delle bollette, di consentire un risparmio nel breve termine all'utente finale e creare appunto al cittadino finale la consapevolezza dei propri consumi, portandolo in un'ottica green, in un'ottica smart ed ecosostenibile. Nel nostro progetto andiamo ad analizzare un duplice problema nel contesto della fornitura di energia elettrica, quindi di energia elettrica, acqua e gas, e di servizi. Il problema è duplice quindi, a valle della fornitura di energia e servizi, quindi dalla parte del cittadino finale che riceve a casa un'infinità di bollette e quindi si trova in una situazione a fine mese o ad ogni tanto in una situazione incomprensibile, di caos, dove le bollette sono poco trasparenti e spesso incomprensibili. Il secondo tipo di problema che Isidora si propone di risolvere è a monte della fornitura di servizi ed energia. È il problema della morosità del consumatore, problema reale ed esistente oggi sempre più in questo momento di crisi.